Sono Valeria Filì, ordinaria di diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche, e sono anche Principal Investigator del PRI Livable. Oggi parlerò con voi di sfide alla sostenibilità del welfare italiano. In questo video, in particolare, vi parlerò della sfida numero 1, cioè quella dettata dall'invecchiamento della popolazione italiana. Eh sì, perché siamo una popolazione sempre più vecchia. I dati ce lo dicono molto chiaramente. La popolazione italiana sta invecchiando e sta invecchiando tanto. Le aspettative di vita sono sempre più ampie. Si parla ormai di longevità e questo è molto positivo, è certamente positivo e dobbiamo ringraziare l'evoluzione, lo sviluppo della scienza medica, delle scienze biologiche, delle tecnologie e anche delle nostre condizioni di vita, di salute generale. Quindi sicuramente possiamo dire che nella società italiana sono stati fatti dei progressi enormi rispetto al passato. Ma tutte le cose positive hanno anche un risvolto della medaglia, che è un risvolto della medaglia, diciamo, negativo o comunque inquietante. La popolazione italiana sempre più vecchia pesa sempre di più sul sistema di sicurezza sociale, cioè quello che chiamiamo sistema di welfare. Facciamo un salto indietro, facciamo un salto nel passato e pensiamo alle fiabe, pensiamo alle favole. Pensiamo quindi a quest'idea costruita, nelle fiabe, nel mondo fiabesco, di incantesimi, magie e soluzioni per, porre rimedio alla morte e all'invecchiamento. Pensiamo alla pietra filosofale, all'acqua della vita. Quindi le persone, gli esseri umani, hanno sempre cercato di sconfiggere in qualche modo l'idea della morte, andando ad ipotizzare soluzioni contro la vecchiaia. Ma in particolare quest'idea di longevità che si sviluppa nelle fiabe è un'idea di longevità nel senso di eterna giovinezza. Quindi non è soltanto sconfiggere la morte l'obiettivo, ma è proprio sconfiggere la vecchiaia, perché la vecchiaia porta dolore, la vecchiaia porta sofferenza, porta disabilità, porta non autosufficienza. Quindi nelle fiabe si cerca l'eterna giovinezza per poter sconfiggere la morte, ma anche per poter sconfiggere tutte le cose negative che la vecchiaia necessariamente porta con sé. Ebbene, noi non ci siamo riusciti. Viviamo più a lungo, viviamo una prolungata terza e quarta età, quindi abbiamo rinviato statisticamente la morte, ma viviamo in una condizione di grande fragilità. La popolazione anziana è aumentata, sono aumentati i centenari, sono aumentati i cosiddetti grandi vecchi e però è con questa società che noi oggi dobbiamo fare i conti. Quindi il nostro welfare state si deve fare carico di una società che è cresciuta, che ha una longevità media molto più alta rispetto al passato e che ovviamente grava sempre di più sul welfare state. Il welfare è una struttura molto delicata. È stata creata nel corso del tempo, dalla fine dell'Ottocento ad oggi, con una stratificazione normativa e con tutta una serie di strategie che sono state messe in campo per riuscire a sopperire, a venire incontro alle esigenze della popolazione italiana, ma l'equilibrio è un equilibrio molto delicato. È un equilibrio molto delicato che oggi viene messo a dura prova dalla fetta della popolazione anziana sempre più pesante che chiede sempre di più. E allora la domanda che ci dobbiamo porre è: ma con quali risorse possiamo alimentare questo welfare che deve venire incontro a queste sfide sempre più importanti, che sono dettate proprio dall'aumento dell'aspettativa di vita della popolazione? Dove troviamo le risorse per sostenere il nostro welfare? Ve lo dirò nel prossimo video. Grazie per l'attenzione.